Il fenomeno del commercio abusivo si sta diffondendo a macchia d'olio sia nel centro storico veneziano che ovviamente lungo le spiagge del litorale, complice la bella stagione. Solo alcuni giorni fa un agente della municipale donna è stata accerchiata e aggredita finendo all'ospedale con una prognosi di circa una settimana. Non è però certo la prima volta che accade. Sempre più spesso a Venezia sono rimasti travolti turisti e residenti in una delle tante fughe dei venditori abusivi che volevano eludere i controlli. La questione va affrontata, è l'appello di Prima il Veneto Punto al commissario Zappalorto e al governo per risolvere l'emergenza veneziana. È necessario intervenire subito e con intensità sul problema del commercio abusivo nella nostra città. È necessario mettere a disposizione tutte le forze di polizia municipale che abbiamo a disposizione per contrastare questo fenomeno. Oggi sin troppe forze sono investite nel sanzionare i cittadini, nel controllare i commercianti e i ristoratori. Io credo che queste risorse invece in questo momento storico devono essere concentrate a contrastare il commercio abusivo. Anche con soluzioni estreme, ma il fenomeno del commercio abusivo va contrastato. Noi dobbiamo rendere la nostra città inospitale per tutti coloro che vengono qui a sfruttarla, come i Barbanera e come i Vucumpra e quant'altri. Deve diventare inospitale. Per fare questo bisogna creare delle regole attraverso il regolamento di polizia urbana che li mettano in difficoltà, perché ne va della serenità dei cittadini, e ne va della serenità dei turisti e ne va della serenità di chi esercita nel Comune di Venezia.